Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, quarti di finale, Kazan Arena, da Kazan, Brasile, Senegal. Chiaramente quando è eliminazione diretta ci sarà la partita completa e ci giochiamo un quarto di finale dei mondiali contro una delle squadre favorite, anche se a me personalmente non mi fa impazzire questo Brasile, anche se ha fatto un girone di qualificazione devastante, però vediamo. Io poi ragazzi non sopporto Neymar, quindi eccolo qua, il bimbo minchia. Se penso ai campioni del Brasile, Neymar io non lo metto neanche tra i primi 20, ma questo è un parere cumendiano, forse anche meno di 20, proprio sì, ce l'ho con il piccolo Neymar. Eccoli qua, ancora, prima del calcio d'inizio, match che piove, di non annoiarci. vai, Brasil, Senegal. Fra due delle 8 migliori del mondo. Un quarto Vai, di finale di mondiale è sicuramente una sfida da prendere con non ho ancora pensato con che squadra andare. Se usciamo magari ci pensiamo insieme finita la partita, ma non usciamo. Attenzione Jesus, Gabriele. Brasile che scende in campo. Attenzione Coutinho show. Sta leggermente dominando il Brasile. Fuori gioco. No, era fuori gioco. Si sblocca subito dunque, grande partenza. Subito il Brasile, Fernandinho. Difesa avversaria staccando raga, è un po' dura questa, lo sapevamo. Che ritmo! E questo gol potrebbe cambiare il tema tattico della gara. Brasile che dunque si è portato in vantaggio. Sov. Non è che però noi siamo il Senegal, attenzione! Ottima lettura di Dani Alves. Guadagna metri verso l'area. Bellissimo Sar, non è finita ragazzi. Non è finita. Puntuale qui il difensore nel recupero. Sì, anche fortunato però, perché è veramente un gol veramente al limite, anche secondo me. Crediamoci. Casemiro. A un quarto di finale, con arrivare ai quarti col Senegal è sicuramente una bella impresa. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Dai Fioi però. Neymar. Fallo. Contro il Brasile. Un altro. Mi stanno rompendo tutti Fioi. Mamma mia ragazzi, sto Senegal veramente. Ha munito Neymar. Potrebbe essere deciso magari da un episodio o dalla giocata di un singolo. Hanno superato lo scoglio ottavi. Ora ne hanno di fronte uno ancora più grande, che si rivelerà inevitabilmente fatale per una delle due. Tiene palla sto Brasile, gioca veloce, grandi palleggiatori. I brasileros. Invece tornerà a casa a mani vuote. Merda, nostra. Tutto fermo. Fuori gioco, stavolta lo fischia. Maledetto. Koulibaly. Ottimo. Siamo lenti oggi. Neymar. Bravissimo Guye. Ma ancora poi le riperdiamo. Questa palla intercettando la traiettoria del passaggio. C'è spazio per andare. Attenzione Neymar. Che culo. È solo in pallo così, Gabriele. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Adesso è l'Everest. Gassama. Gueye. Dobbiamo scalare l'Everest adesso, dai Keita entra. Concede la tutto. 20esimo, 2-0 per il Brasile. Adesso gioca un po' sul velluto, però non si sa mai. Vai, eccolo qua, 2-1. Grandissimo Senegal, siamo ancora vivi. Una sentenza della aveva tutta la grande NDAE. Non poteva proprio sbagliare da quella distanza. Non è finito. Ok, ottimo. Vai Gassa. Il Gassa vola. Questo è lo schema Senegal. Non ci credo, gol. Gol 2-2. Incredibile. Dai, è fenomeno. Calma, da 2-0 2-2. Brutto anche questo errore. Gabriel Jesus. Coutinho.
Interrompono bene l'azione. Buonissimo. Interrompe Cosa bene gelato, il campo è l'azione, pesante intercettando comunque il qui a lancio. Kazan. Palla fermata benissimo Ottimo. dal difensore. E qua, oddio, stiamo buoni, Balde. Punta l'area. Balde, Keita. ho sbagliato. Difensore, No, occasione non ci d'oro. credo. Intercetta Non ci credo, l'ennesimo non ci tiro credo. avversario. Palla allontanata un po' la cieca. Difesa Che sembra occasione in difficoltà sprecata, fallo, sul non pressing fischia, non ci avversario. credo. All'84esimo gol vittoria. Vuole il gol del vantaggio. Don't not parole. Bene qui il difensore ha chiuso la linea di passaggio. Vuole e ha gol conquistato vittoria. palla. Neymar. No, È stato bravissimo a leggere questa situazione. io sono ha salvato sudatissimo. il fatto alla sua porta. Un salvataggio Balde contro straordinario. Marcelo. Miranda. Ancora la palla non è uscita, Casemiro. incredibile. Oddio. Calma, Ci provano Balde. ancora, non è Balde. finita, vogliono vincere. Porca trotta. Era un po' teso ragazzi, scusate, 2 di recupero. Roba nostra. L'allenatore opta per un doppio cambio. Balde. Balde lancia Diouf appena entrato. E possono ripartire. Supplementari. Parità dunque, si va ai tempi. Supplementari. C'è Supplementari. stanchezza, è ovvio, ma è fondamentale adesso mettere in campo tutte le energie e cominciare i supplementari. Supplementari. Paulinho. Tentativo del Brasile. Supplementari. Non c'è nei golden goal, se il gol chiaramente. E lo ripeto, per quelli che sono un po' rimasti negli anni 2000. Niang. Bella giocata Buona di Niang, intuizione poi qui. però. No, in realtà era buono, non ci voglio Ottima la credere. lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Raga, sveglia. Coutinho. Dani Alves. Apre il gioco. Palla che Troppa torna a Dani tensione, ma è normale. Alves. Coutinho. Coutinho. Occhio No. al cross sul primo palo. Palla in out. Calcio d'angolo, però. Per il Brasile. Il cross in mezzo di Coutinho. No. Che riflesso Bravo del Diallo. portiere sulla deviazione aerea. Buttala su. Roba nostra. Vai Niang, vai in baie. Bellissimo numero, vai Niang. Occhio Non è cerca messo la giochi col rigore. Milan, dammele col Senegal. Cross in mezzo. Balde! Palla che finisce al lato davvero di poco, qualcuno già gridava il gol. Ha avuto sulla Non ci testa credo. la palla per segnare. Non Però ci l'ha credo. dato un po' troppo, peccato. Non ci credo. Non ci credo. Coutinho. Casemiro. Non ci voglio credere. Sfuma dunque l'azione d'attacco. Sarà rimessa dal fondo. No. Oddio, non l'ha cagata, non l'ha Prova a cagata così. sorprenderlo. Bravo Diallo. C'è la parata sicura del portiere. Meritiamo noi Blocca però, il pallone. Secondo me meritiamo noi. Diouf. Occhio al contropiede. Vediamo se indovini cambia che stavolta Diouf. Dai triplettone. No. Nulla di fatto, ma certamente adesso la pressione comincia a essere interessante. C'è il cambio dunque tra i brasiliani. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Mamma mia. C'è spazio No. per andare. Si libera dell'avversario. Fiori, non dormiamo. Interrompe bene. No. Thiago Silva. Mamma mia, grazie portiere. Come l'ha presa non lo so, ma l'ha presa. Casemiro. Il Brasile non vuole andare ai rigori, chiaramente, tutto da perderne. Adesso attacca in massa il Brasile. Prova il rasote. Allontana Non di ci punta il credo. portiere. Mamma, c'è andata bene. Siamo negli ultimi 120 secondi dei supplementari. Il Brasile sta dando tutto. Paulinho.
Ecco Dani Alves. Il Brasile attenzione che si buttano in aria sti qua. Buono il dai vai. Sarà corner per il Brasile che vuole trovare il gol del vantaggio. Siamo nel recupero. Sceglie l'appoggio. Va bene così. No, sti passaggi. Può contare sull'aiuto dei compagni. No, abbiamo regalato un'azione d'attacco, meno male. Buono, Bravo Keita. 1-2. Finisce qua, Finisce calcio di anche il rigore. secondo. E adesso è durissima. Si appresta a battere il primo rigore della serie. Fabinho contro Diallo. Gol. Diouf contro Harlison. È chiaro che devo perdere, dai. Neymar. No, vabbè, dai. Devo perdere, vaffanculo, va, neanche centrale, vaffanculo. No, vabbè, pazzesco. Pazzesco. Vaffanculo. Vaffanculo. Ti prego, dai e segnalo. Gol. Calma. Rincorsa di Firmino brutta. Rincorsa di Firmino brutta. Non ci credo. Ma va a cagare. Con questo calcio di rigore può regalare. Se il Brasile segna ha vinto. Ma va a cagare, Dio santo. Incredibile, immeritato, solito Brasile. Raga, un saluto dal commentatore veneziano, prossimo mondiale con gli spara di casa, la Russia, ciao.